Buona giornata e ben ritrovati con 7 in punto, approfondimento di Telepadova 7 Gold su temi di attualità, un'attualità che ci porta però a parlare di un centenario avvenuto 3 anni fa, nel 2019, il centenario della realizzazione di un nuovo quartiere urbano per la città di Marghera, ovvero la città giardino di Marghera, che doveva essere appunto un punto importante dello sviluppo di Venezia in terraferma. C'è stato un dibattito nei giorni scorsi a Palazzo Franchetti, promosso dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, che ha curato anche un volume su appunto alcuni atti raccolti negli anni scorsi, appunto nel momento del centenario, ma veniamo a parlarne con più precisione con le curatrici di questo volume. Siamo in collegamento innanzitutto con Donatella Calabi. Buongiorno, ben trovata. Buongiorno a lei e ai ascoltatori. E poi con Martina Massaro. Buongiorno a lei anche. Buongiorno, buongiorno. Ecco, l'occasione per parlare appunto di questo quartiere gioiello, possiamo definirlo così, che poi nel corso degli anni sicuramente in qualche modo ha perso un po', non tanto di bellezza e diciamo anche lungimiranza nella progettazione, quando poi ci sia stato uno sviluppo attorno ad esso che ha portato a parlare di Marghera per altri temi. Vero o meno? È vero, senz'altro. La nostra curiosità per il quartiere, la città giardino, si chiamava città giardino di Marghera, è sicuramente nata da una serie di coincidenze che lei stesso citava. Il centenario di Marghera tout court, non soltanto della città giardino, e la decisione del MIBACT di vincolare la città giardino dal punto di vista del bene culturale, cioè come bene di valore storico-artistico. Ma al di là di questo siamo state particolarmente incuriosite dalla genesi dell'avvio e dalla genesi di questo progetto in concomitanza appunto un po' più di 100 anni fa ormai del fatto che quando è stato lanciato il progetto di Marghera come polo industriale di Venezia in terraferma, non si era pensato soltanto alla localizzazione industriale, ma si era pensato anche alla localizzazione di residenze per chi avrebbe dovuto lavorare nelle industrie che ancora non erano state installate nell'area di Marghera, e in parte anche per i veneziani che avrebbero potuto emigrare dal centro storico verso la terraferma per ragioni di maggiore igiene o salubrità. La città giardino di Marghera è stata quindi un'iniziativa molto lungimirante che prevedeva si inseriva in un'idea complessiva di sviluppo di Venezia in terraferma, ma articolata secondo le necessità del lavoro e della residenza insieme. In realtà poi sappiamo tutti, e lo diceva lei un momento fa, che nell'immaginario collettivo, nelle nostre abitudini, quando si parla di Marghera si parla solo dell'industria e pochissimi riflettono sulla esistenza che fin dall'inizio invece era fortemente presente dei bisogni residenziali che significavano anche, avrebbero dovuto comportare anche servizi di alimentazione quotidiana, servizi del funzionamento tout court di una città. In questo senso il progetto della città giardino è un progetto interessante da un punto di vista funzionale, ma è interessante anche da un punto di vista formale, nel senso che si inseriva ed era assolutamente coevo con il dibattito che in tutta Europa, che ha attraversato tutta l'Europa, delle città giardino, cioè della crescita delle periferie con una forma e una serie di tipi edilizi del tutto particolari che in Inghilterra hanno avuto soluzioni di grandissimo pregio, importanza, anche pregio architettonico, ma che hanno attraversato veramente molti paesi europei. In Francia, intorno a Parigi, sono state create delle città giardino e tutto questo avveniva esattamente nello stesso momento. Venezia in qualche modo era consapevole di questo dibattito internazionale.
E partecipa di questo dibattito internazionale. Una Venezia che all'epoca chiaramente era ben diversa da adesso, parliamo appunto di comune di Venezia senza toccare l'area metropolitana, che però vi chiederò poi alla fine di toccare, c'è motivo appunto della città metropolitana. Dicevo, la Venezia di allora, di terraferma, era un comune di Mestre attorno ai 10.000 abitanti, una zona che sarebbe diventata industriale ai Bottenighi, appunto vicino a questa città giardino con pochi abitanti. La città giardino, se non sbaglio, per 30.000 persone doveva in qualche modo accogliere tutti gli operai che sarebbero arrivati, o comunque insomma non soltanto cittadini di Venezia, ma anche chi doveva frequentare questa zona di Marghera industriale. Sì, è esattamente così. L'idea era che questo quartiere residenziale di 30.000 abitanti, che non erano pochi per l'epoca, avrebbero dovuto essere per un verso veneziani che cercavano una casa più igienica e moderna, ma peraltro appunto gli operai che dovevano in quel momento cominciare a lavorare all'interno delle nuove fabbriche di Marghera. Molti di questi erano in realtà anche immigrati dalle campagne circostanti, erano contemporaneamente contadini e operai, tanto è vero che il tipo edilizio ipotizzato era quello semirurale o di edilizia rustico, perché si ipotizzava che fossero persone che erano a cavallo del passaggio epocale dall'agricoltura all'industria, che quindi avessero anche lavorassero magari l'orto, o qualcuno in famiglia lavorasse l'orto e contemporaneamente qualcuno invece lavorasse nell'industria. Professoressa Massaro, la modernità da questo punto di vista di questa città giardino come si imponeva? Beh, innanzitutto mi piacerebbe dire che abbiamo cercato di inquadrare in senso più ampio il problema della modernità, in quanto tutto il progetto della zona industriale, del nuovo porto, che si rendeva necessario proprio perché Venezia aveva saturato tutti i suoi spazi e doveva ricercare nella terraferma un luogo di sua naturale espansione, e così anche ovviamente per gli operai che sarebbero andati poi a lavorare in quel porto e in quella zona industriale. Era una necessità che metteva Venezia perlomeno nella direzione di mettersi al passo con le altre grandi capitali che in quel momento stavano molto più avanti rispetto a questo processo. Quindi questo collegamento, questa fusione con la terraferma è qualcosa che riporta Venezia al centro del suo territorio. Un processo che si era in qualche modo arrestato con la fine della Serenissima, e quindi il progetto di Porto Marghera e della zona residenziale è in realtà un progetto di raccordo con la terraferma, che nasce nell'Ottocento con il ponte translagunare e poi si conferma con l'operazione portata a termine durante il ventennio fascista per il ponte carrabile, che portava appunto anche le automobili. E in quel momento, insieme alla costituzione del nuovo porto, la città in un qualche modo prosegue la sua via rispetto ad una conversione della sua porta d'accesso. La porta d'accesso naturale, che era a Piazza San Marco, verso il mare, in qualche modo la città gira le spalle a quella porta e si rivolge verso la terraferma e quindi Piazzale Roma e il collegamento con il territorio. La modernità di quel quartiere doveva essere il suo collegamento con la città e con il resto del territorio veneto. La mancata messa a segno di un piano regolatore che desse le linee guida su come procedere e come in qualche modo regolare anche quell'espansione sono un po' state le ragioni del, tra virgolette, fallimento del progetto. Per cui poi l'espansione è stata tutta rivolta verso Mestre e l'incontrollato sviluppo ha in qualche modo strappato a Venezia anche la centralità della città storica rispetto a come invece poi si è sviluppata la terraferma e il bordo lagunare. Ecco, un altro aspetto particolare è che anche altre città italiane stavano per affrontare un momento di grande sviluppo, però per esempio comuni vicini, penso Cusano Milanino o altri comuni, Pieve Emanuele per Milano, sono diventati Milano.
Qui invece Marghera e Mestre, che appena appunto citato come città che ha avuto un'espansione ancora maggiore, è arrivata a 210.000 abitanti, hanno avuto un peso anche diverso complessivamente. E non sono, diciamo, si è dovuto non so discutere se Donatella Calabi è d'accordo con me, però mentre il Milanino e gli altri esempi di collegamento che sono stati fatti nel libro dagli studiosi che se ne sono occupati, Guido Zucconi e Eleni Porfirio per i casi del Lazio, sono riferiti proprio al modello della città giardino. Invece stiamo parlando invece della città industriale. Se lei pensa noi non dobbiamo pensare semplicemente a Venezia e al suo entroterra, ma all'intero Veneto, che sotto questo punto di vista è un po' esemplare in tutto il mondo come luogo di eccellenza per la produzione. Quindi la nostra peculiarità come territorio, Venezia è il capoluogo di un territorio più ampio che è appunto il Veneto intero. Quindi Porto Marghera era il porto industriale perché c'era la lavorazione delle merci, però poi il Veneto faceva tutto il resto del lavoro, tanto che quella rete di collegamenti di cui stavamo parlando è appunto un collegamento regionale e nazionale. Come abbiamo citato il ponte translagunare era fatto per la ferrovia che collegava Venezia a Milano. Dunque dobbiamo ragionare su un territorio più ampio in questo senso, secondo me, e non focalizzarci. Però non è la storia di Porto Marghera come città giardino, questa è una storia più ampia. Non so se Donatella è d'accordo. No, sono d'accordo, viceversa, replicando un momento rispetto alla questione Milanino e Milano. Sì, è sicuramente vero, ma dobbiamo tener conto della morfologia lagunare, che è una questione assolutamente importante e condizionante. Il fatto che Venezia centro storico sia separata dalla laguna rispetto alla terraferma fa sì che certe continuità che lei ritrova a Milano Milanino, così come nel Lazio, fra la città Aniene o altri casi, Garbatelle e così via, citati dagli studiosi che hanno lavorato sulle città cosiddette città giardino laziali, hanno a che fare con un territorio che ha delle qualità specifiche dal punto di vista morfologico molto diverse, non possiamo non tenerne conto. Assolutamente, sono contento anzi di avervi fatto tuffare sostanzialmente in questo tipo di spiegazione che permette di capire meglio appunto anche la questione. Si parla di città giardino. Ecco, questa città giardino che vi ho chiesto di guardare rispetto al passato, per gli anni che sono trascorsi, per questo secolo e anche per il futuro, cosa ha mantenuto e cosa può insegnare per il futuro? Io credo che oggi la città giardino possa insegnare il fatto che una progettazione ragionata, razionale degli rapporti fra gli spazi costruiti e gli spazi aperti, gli spazi chiamiamoli orto e giardino, ma insomma aperti in generale, la dimensione delle strade, la dimensione delle infrastrutture, la quantità di servizi, sia un tema assolutamente fondamentale che va ripreso. Oggi in questo senso la città giardino è ancora un insediamento appetibile, ha una relativamente bassa dimensione. Proprio oggi, di fronte a seguito della pandemia e del fatto che la gente sta cercando degli insediamenti che abbiano uno spazio diverso rispetto alle concentrazioni fortissime di alcune città, in qualche modo la città giardino è ancora un modello interessante e che può attirare persone. È stata in qualche modo dimenticata, fra virgolette, ha costituito un po' una bolla, dicevamo prima nella conversazione appena abbiamo cominciato la nostra conversazione, rispetto al fatto che chi pensa a Marghera pensa sempre all'industria e non pensa alla residenza. E in questo senso, appunto, l'esempio della città giardino, l'insediamento abitativo è rimasto un po' a latere, ma invece è ancora un insediamento, malgrado abbia subito una serie di trasformazioni, intendiamoci, non è più il modello iniziale, ma insomma è ancora un insediamento che è abbastanza interessante.
In questo momento, ed è un fenomeno ancora una volta più largo, più ampio, una delle questioni di cui si è parlato nei giorni scorsi in occasione della presentazione di questo libro all'Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arte, in questo momento esiste un ripensamento del rapporto fra città e campagna da parte della popolazione, della gente, che dopo il Covid sente il bisogno di riappropriarsi della campagna. Questo è un fenomeno assolutamente nuovo e che assume delle variabili e delle scale molto diverse nelle diverse situazioni. Forse meno sensibile nel Veneto, dove la campagna è sempre stata molto presente, ma sicuramente fortemente impattante, per esempio, in territori di forte concentrazione urbana. A me è successo recentemente di stare abbastanza a lungo a Parigi e sono rimasta singolarmente colpita dalla quantità di parigini che si stanno trasferendo o si sono del tutto trasferiti, hanno trasferito proprio la loro residenza in piccolissimi borghi cosiddetti di campagna a distanza che possono variare fra 1 ora e mezza e 3 ore dal centro, dalla capitale, alla ricerca di una qualità della vita differente, spazi più ampi, abitazioni appunto di dimensione diversa, ovviamente prezzi dell'insediamento più contenuti, ma soprattutto possibilità appunto di avere degli spazi aperti a propria disposizione. Ecco, in questa prospettiva di ampio respiro, io credo che la città giardino di Marghera possa ancora suggerirci delle riflessioni. Non dico che debba essere un modello in quanto tale, ma suggerirci delle riflessioni sicuramente sì. Prego. Per parte mia mi ricollego proprio al ragionamento del periodo che stiamo vivendo tutti e che ha segnato in modo radicale le vite di ogni persona, e il modello della città giardino rispetto all'ambiente urbano, e quindi il rapporto tra lo spazio verde e il costruito nell'area privata e il rapporto a livello di quartiere per le aree verdi, è in questo momento sicuramente un modello vincente, perché ci sono tantissime persone che hanno vissuto la pandemia in isolamento nelle loro case e si sono, come dire, pentite di non aver scelto un appartamento che almeno potesse guardare un giardino, un albero, un po' di verde, perché essere costretti dentro le mura domestiche e non avere alcun tipo di sfogo verso l'esterno è una cosa che ha reso molto più difficile la sopportazione del periodo di chiusura. Per cui il modello della città giardino, sotto questo punto di vista, è molto più appetibile, cioè produce una situazione di vivibilità di più alta qualità, e in questo senso va sicuramente nella direzione così di una migliore qualità della vita. Dall'altra parte bisogna dire che c'è moltissimo lavoro da fare per meglio collegare il quartiere con il suo intorno. Purtroppo le logiche, alle volte speculative, alle volte così di non raffinato disegno dei collegamenti, producono degli effetti che così penalizzano moltissimo la vivibilità di un settore della città, come appunto è successo con la città giardino. Basti pensare al collegamento con i centri commerciali, cioè manca completamente un pensiero complessivo che riaggiusti questo brano del territorio che in qualche modo viene pensato per blocchi, per compartimenti stagni, senza pensare ad una logica globale. Siamo a 2/3 della nostra chiacchierata. Nei 10 minuti che mancano vorrei innanzitutto che ci spiegaste bene in questo volume quante voci si trovano e un po' cosa raccontano. Abbiamo coinvolto molte persone che partivano da competenze e aree di competenza differenti. Il tentativo è stato quello di un discorso interdisciplinare, per usare una parola che è
di moda ma anche abusata, ma che in effetti ha forse ancora un senso, così è stato nella nostra idea. Noi siamo entrambe delle storiche della città, storiche urbane, e di questo ci occupiamo prevalentemente, ma all'interno di questo ci sono punti di vista e scale di riflessione molto diverse. C'è stato chi ha lavorato nell'ambito del singolo progetto del tipo edilizio, quindi alla piccola scala, e chi invece ha lavorato sul disegno complessivo del quartiere, dell'insediamento, sulla scala invece del rapporto fra l'insediamento e la città insulare, sulle infrastrutture, e chi ha lavorato addirittura su una idea di progresso e di modernizzazione del territorio che all'epoca, e anche di civiltà delle macchine, che all'epoca del inizio del del progetto Città Giardino di Marghera e Porto Industriale di Marghera erano particolarmente significative. Quindi dalla scala architettonica minuta alla scala della geografia del territorio, sono state coinvolte persone competenti dell'una e dell'altra cosa. Qualche nome? Qualche nome. La scala minuta dell'architettura, del progetto architettonico è stata studiata da un giovane ricercatore dell'Università IUAV di Venezia, Tommaso Tagliabue, che di questo si è occupato abbastanza a lungo facendo dei lavori d'archivio specifici sul caso di Marghera. La questione invece dell'insediamento nel suo complesso è stata affrontata in modo particolare dalla stessa Martina Massaro, che ne può parlare eventualmente dopo di me. L'inquadramento di questo insediamento rispetto ai lavori in corso nel territorio nazionale milanino, se ne è occupato Guido Zucconi, a proposito del Lazio se ne è occupata Eleni Porfiriu. Guido Zucconi è professore di storia dell'urbanistica allo IUAB, mentre Eleni Porfiriu è ricercatrice del CNR a Roma. Entrambi avevano lavorato a lungo sul tema della città giardino in generale, sia in Inghilterra che in Francia, che diciamo più in generale in Europa. Dal punto di vista della geografia del territorio, Francesco Vallerani, geografo all'Università Ca' Foscari di Venezia, ha fatto un bellissimo affresco di che cosa stava succedendo dal punto di vista della modernizzazione del territorio e dell'industria contemporaneamente. Ho sicuramente dimenticato qualcuno, ma insomma... Uno di Marghera, Gianfranco Bettin. Gianfranco Bettin, certo. No. Ecco, Gianfranco Bettin ha fatto un'analisi molto precisa e puntuale su che cosa è successo nel frattempo e anche da chi è abitata la città giardino di Marghera anche oggi, dimostrando per un verso che la città giardino è ancora un insediamento di grandissimo spessore da un punto di vista anche di multietnicità. Il fatto che abbia molte componenti che lo abitano dimostra anche, ha come risvolto la sua straordinaria vivacità. D'altra parte è anche vero che ci sono state molte trasformazioni e che la città giardino non è più quella pensata 100 anni fa. Credo che il contributo di Gianfranco Bettin sia assolutamente fondamentale da questo punto di vista, perché è un'analisi in loco e a partire dalla conoscenza profonda di qual è la società che la abita. Prima di dare la parola a Martina Massaro, mi permetto solo di aggiungere che effettivamente c'è questa conferma pensando che a 100 anni fa, quando arrivavano, magari non erano dal Senegal o da altri paesi dal di là dell'oceano o del mare, ma magari erano da Adria, dalla Calabria, dalla Sicilia. Quindi Marghera è sempre stata abituata in qualche modo a accogliere e ad accogliere bene appunto chi si è avvicinato. Prego. Certo.
Aggiungo, citando gli interventi anche che hanno aperto il fronte delle microstorie, cioè quelli di Elena Sbalduz, che si è occupata delle licenze edilizie per costruire le prime ville semirurali nel quartiere della Città Giardino, e Francesca Perz Gagliani, che insieme a Carlo Urbani si sono occupati invece dei concorsi di industria, cioè in qualche modo i prodromi a questa presenza artigianale sul territorio. Questa accoglienza di cui lei parla è la chiave di lettura fondamentale per capire l'identità di Venezia e che è appunto legata all'essere un porto. Inevitabilmente una città aperta verso il mare è una città che deve accogliere, e per questo si deve organizzare. Gli studi di Donatella Calabi a questo proposito sono sicuramente un faro per orientarsi e comprendere come le diverse comunità straniere, e in particolare anche le minoranze religiose, a Venezia hanno sempre trovato un loro posto di accoglienza. E secondo noi, in generale, Venezia deve essere letta come un esempio da cui trarre strategie di governance per il futuro. Cioè, studiare il passato di Venezia è un modo per meglio orientarsi, non solo per le scelte strategiche, ma anche per capire come possiamo risolvere tanti dei problemi che oggi ci pone la nostra contemporaneità. 2 minuti, se volete uno a testa, per ricordare anche l'appuntamento che c'è stato a Palazzo Franchetti, ma soprattutto possibili appuntamenti di questo tipo. Avete avuto un riscontro, possiamo dire quasi entusiastico, insomma comunque molto interessato, che potrebbe avere anche degli sviluppi. Sì, devo dire che a Palazzo Franchetti avevamo, nella presentazione di questo volume, avevamo coinvolto molti presentatori, il che era in linea con questo ragionamento di avere molte voci che intervenivano nel dibattito. La reazione è stata sicuramente positiva, e la richiesta avuta al momento stesso, in chiusura della giornata, ma anche successivamente attraverso telefonate, appelli, eccetera, è di proseguire questo dibattito. Noi confidiamo che lo stesso Istituto Veneto abbia voglia, intenzione. Il presidente dello stesso, Andrea Rinaldo, sembra essere molto interessato a questioni di progettazione di un futuro per la città di Venezia, e quindi pensiamo che sia possibile dare una struttura a questo tipo di occasione, magari fissando degli appuntamenti semestrali o annuali, non lo so bene, questo sarà tutto da studiare, ma che riprendano queste considerazioni di progettazione, pianificazione, riflessione sulla struttura urbana nel suo complesso, anche a scala larga, a scala ampia. Martina. Dal mio punto di vista l'occasione di Palazzo Franchetti è stata un momento di straordinario confronto con degli interlocutori che sono entrati proprio nel medias res del problema che era stato così lanciato a livello di dibattito in occasione del convegno, e che gli atti testimoniano. Voleva essere una proposta per aprire un tema di discussione, e l'occasione di Palazzo Franchetti ha dimostrato che questa discussione è attivissima, e ci sono amplissimi margini per renderla ancora più ampia. È stata una grandissima soddisfazione confrontarsi con i relatori che erano presenti ieri. Parto dal fondo, ma così per ricordarli nell'ordine anche di intervento: Paola Viganò, Erbani, la Ambradina, che ha lavorato a lungo all'interno dell'ufficio di urbanistica del Comune di Venezia, e l'intervento Serena Maffioletti. Serena Maffioletti, e anche di Giuseppe Bonaccorso, che hanno tutti a loro modo aperto dei nuovi ambiti di discussione
che ci dimostrano che Donatella nel 2019 aveva visto correttamente che l'occasione del centenario di Porto Marghera era un modo per riaprire un ampio dibattito sulla città e sul suo futuro da tutti i punti di vista. Grazie dunque alle nostre ospiti che ci hanno permesso di parlare quest'oggi di Marghera Città Giardino, di questo volume dell'Istituto, pubblicato dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, le storiche urbane Donatella Calabi e Martina Massaro. Buona giornata a voi, grazie di essere state con noi. 7 in punto torna nuovamente domani. Arrivederci, grazie.